Lavoro. Il governo prova il cambio di marcia. Nel disegno di legge approvato con procedura d'urgenza si va dalla sicurezza sul lavoro all'assegno di inclusione che dovrebbe sostituire il reddito di cittadinanza. Taglio del cuneo del 7% per i redditi sotto i 25.000 euro e del 6% sotto i 35.000. Contributo per le assunzioni di persone con disabilità. Misure viste e promosse dalle categorie economiche vicentine. Positivo sono tutte quelle misure che tendono a ridurre il carico fiscale, soprattutto per i dipendenti e di conseguenza per le imprese. Una nota interessante è proprio anche la riforma del cosiddetto reddito di cittadinanza che cambia nome e che consente sostanzialmente di spingere verso una cultura del lavoro rinnovata e quindi nel momento in cui c'è una offerta di lavoro la persona che è chiamata a rispondere a questa chiamata dovrà sostanzialmente accettarla o comunque rifiutarla non all'infinito. Una cosa interessante è certamente l'attenzione alla sicurezza nel mondo del lavoro. Le imprese si devono impegnare sempre di più perché non si può non solo morire, ma anche infortunarsi in azienda, deve essere il tempo speso investito da parte delle persone per vivere una fase della loro vita in maniera dignitosa e sicura. E altre misure che sono state previste in diminuzione del cuneo fiscale vanno nella direzione giusta. Riteniamo il decreto lavoro un provvedimento positivo. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, sono state messe a disposizione dei lavoratori delle risorse per poter aumentare il potere d'acquisto. Ma abbiamo anche la necessità di avere un'attenzione particolare per quanto riguarda le imprese. Bene, per quanto riguarda l'abolizione del reddito di cittadinanza, è stato istituito l'assegno di inclusione che deve aiutare le persone che ne hanno bisogno, ma noi abbiamo necessità che le persone che possono lavorare devono entrare nelle nostre aziende perché ne abbiamo necessità e ne abbiamo veramente bisogno.